Dramma sabato sera in un locale di Sant'Eusebio di Bassano, dove durante una cena ha accusato un malore risultato fatale Giuseppe Mucellin, 53 anni, di Pove del Grappa, fratello del presidente di Latterie Vicentine, Alessandro Mucellin. L'uomo si trovava assieme ai genitori e ai familiari per festeggiare il compleanno della mamma, quando a tavola, mentre stavano mangiando, si è sentito male all'improvviso. Immediati soccorsi da parte di alcuni clienti del ristorante e degli stessi titolari in attesa dell'arrivo dei sanitari del SUEM 118. Mucellin è stato trasportato in gravissime condizioni al San Bassiano, dove è espirato di lì a poco, gettando nel dolore tutta la famiglia. Il funerale di Giuseppe Mucellin sarà celebrato mercoledì 31 dicembre alle 10 nella chiesa di San Vigilio a Pove del Grappa. Ma intanto Alessandro Mucellin, ancora molto scosso, ha accettato di parlare al nostro microfono per ringraziare chi, in quel momento terribile, ha fatto di tutto per aiutare il fratello. Lo faccio volentieri per tre cose, tre ringraziamenti che voglio fare pubblicamente. Il primo a quella ragazza, un'infermiera presente in sala, la nostra richiesta di aiuto di fatto si è catapultata su mio fratello per cercare di salvargli la vita. Al personale e ai titolari della pizzeria Arcobaleno che hanno fatto di tutto, ivi compreso mettere a disposizione un defibrillatore per cercare appunto di recuperare la vita di mio fratello, e al personale del soccorso. Io ho visto una tenacia e una passione per il proprio lavoro che è quello di salvare le vite altrui. Dico grazie, lo faccio pubblicamente e questa è la cosa che faccio veramente volentieri, a nome mio e di tutta la famiglia.